10 giugno 2013, presso la Villa Contarini ad Osson di Casier, Treviso, si è tenuta la presentazione del risultato dell'indagine Il mercato del benessere in Veneto. Il progetto, sviluppato in collaborazione con l'Università Ca' Foscari di Venezia e con il contributo di EBAV, traccia i nuovi percorsi della domanda e dell'offerta del settore del benessere in Veneto, con risultati sorprendenti. Io ringrazio tutto il direttivo che ci ha dato la possibilità di fare questa manifestazione, questo convegno sul benessere proprio del domani. La ricerca ha cercato di indagare il settore del benessere in Veneto partendo da un'analisi quantitativa del settore e un'analisi qualitativa. Nel complesso il settore del benessere in Veneto si dimostra un settore importante, un settore che soffre della crisi ma non come altri prodotti. Il benessere raggiunto nella nostra regione si concretizza con una serie di servizi alla persona verso i quali la domanda è piuttosto rigida e quindi anche in periodo di crisi c'è una piccola erosione della domanda di benessere. Emerge come elemento fondamentale una domanda di qualità, quindi le persone cercano di vivere un'esperienza unica di qualità elevata nel momento in cui usufruiscono di questi servizi. Sono molto attenti al layout delle strutture, quindi all'ambiente, all'accoglienza, alla capacità di dialogo, alla professionalità che hanno le strutture del benessere. È un settore che si dimostra vitale e per molti aspetti riesce a soddisfare appieno la domanda. L'indagine di Customer Satisfaction che abbiamo fatto conferma un giudizio qualitativo da parte degli utenti molto, molto elevato. Diciamo che c'è un piccolo margine ancora di miglioramento e questo è un miglioramento che va attuato con una strategia innovativa, una strategia che punti molto alla formazione del personale, quindi ad elevare il grado di professionalità delle strutture, a proporre anche cose nuove, percorsi innovativi che vogliono soddisfare una domanda che muta continuamente. Vorrei riassumervi in 2 battute che cos'è oggi il sistema benessere. In Italia negli anni 70 la Fiat occupava 280.000 addetti, oggi ne occupa 30.000. Il sistema benessere oggi occupa quasi 300.000 addetti, rappresenta lo 0,8 del PIL in Italia, 0,807. Questo significa che oggi ha un peso importante. Il giro d'affari che si sviluppa intorno al mondo del benessere oggi è valutato intorno ai 16-19 miliardi di euro. Io credo che star qui a dire ancora che il sistema benessere è una cosa marginale in Italia diremo una cosa sbagliatissima. Oggi il mondo della conciatura e tutto quello che ci gira intorno, quindi il mondo dei produttori di cosmetici, tutto quello che riguarda proprio il mondo strettamente del benessere, oggi rappresenta in Italia una plusvalenza, rappresenta in Italia veramente un'eccellenza e dal mio punto di vista ricerche come quelle che sono state fatte qui oggi rappresentano in maniera importante che cosa oggi la gente vuole del mondo del benessere. Benessere, come lo intendiamo oggi noi operatori del benessere in senso generale, naturalmente la diversità degli anni che fu adesso, il benessere una persona lo cercava economicamente, adesso questo non è più possibile per tanti, perciò noi operatori del benessere abbiamo individuato attraverso una ricerca di mercato proprio la differenza che c'è fra un benessere interno e un benessere economico. E il benessere economico sappiamo tutti come funziona adesso in questo momento e non è il caso di parlarne, però l'uomo sta cercando un benessere interno in diverse sfaccettature, in diverse posizioni sociali, ma comunque cerca un benessere interno. Il benessere interno, noi dell'operatori e del settore dobbiamo essere pronti a questo cambiamento, perché non è così semplice o così fatistico da poter fare un discorso del genere, però la persona quando trova un benessere interno è appagato.
che sia poco, che sia tanto, che sia dal parrucchiere, che sia dall'estetista, che sia nelle spa, che sia nell'estetica, ma un benessere suo personale. Questo noi dobbiamo essere pronti, ma pronti non solo come azienda, ma anche dobbiamo batterci per essere pronti a questo cambiamento sotto il profilo dei cambiamenti di regolamenti, i cambiamenti a livello creditizio, i cambiamenti a livello culturale, i cambiamenti nelle nostre aziende, ma soprattutto noi mentalmente. Le difficoltà maggiori nel mondo dell'estetica in questo momento non è tanto il problema vero della crisi, quanto la capacità che possono avere le aziende di adeguarsi alle nuove richieste del mondo del mercato. Esistono due settori, il mondo del benessere con forti capacità economiche di fare investimenti e la piccola estetica dei piccoli artigiani, delle piccole artigiane che invece hanno la difficoltà di affrontare questi adeguamenti dovendo sopportare una serie di investimenti a livello economico notevoli e in questo momento obiettivamente lo sappiamo tutti la difficoltà che esiste. E il problema è la figura dell'imprenditore. Le artigiane estetiste lavorano molto nelle loro botteghe, siamo delle manovali del lavoro, a volte pecchiamo un po' in questa capacità di saper gestire la quantità anche elevata a volte di lavoro nella propria organizzazione. Quindi siamo in un settore dove c'è un po' la crisi ma c'è anche una buona speranza per il futuro, ci sono ancora margini di crescita e auspico che in questo contesto si riesca a ricavare un buon suggerimento, delle buone idee per una proficua crescita.